Dottore Sant'Angelo, qual è la situazione del reparto oncologico di Sciacca? Allora, intanto diciamo che l'unità operativa di oncologia di Sciacca è un'unità operativa semplice e dipartimentale. Abbiamo ottenuto questa promozione circa 2 anni fa, grazie anche all'attuale commissario della sanità, quindi dello Stato, del governo regionale. Questa unità operativa è stata riconosciuta semplice e dipartimentale e siamo 3 medici, io e il collega Vaccaro, il collega Quattrocchi, che sono venuti a supporto di questa unità operativa grazie anche all'impegno della nostra direzione strategica e in particolare del direttore generale Zappia, che abbiamo sempre trovato come un importante interlocutore. L'unità operativa nostra copre un ampio bacino di utenza, quindi copriamo buona parte della provincia di Agrigento, anche fuori provincia, quindi abbiamo anche alcuni di Mazara, di Marsala, comunque ha un ampio bacino di utenza. Devo dire che è molto importante che ultimamente abbiamo attivato dei test fondamentali per i chemioterapici, quindi per predire la tossicità al trattamento, in collaborazione con il nostro laboratorio di analisi col dottore Gallerano, quindi facciamo dei test di farmacogenomica e siamo gli unici in provincia a farlo all'interno dell'ospedale senza appoggiarci a strutture esterne. La nostra unità operativa è dotata anche di un ecografo, abbiamo aperto gli ambulatori di senologia con richiesta impegnativa anche per gli esenti ticket. Siamo in grado di garantire tutti i trattamenti ai nostri malati in linea con quelli che sono gli standard nazionali. Quindi, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto negli anni, siamo riusciti sempre ad uscircene bene. Abbiamo buoni rapporti di collaborazione anche con altre strutture, sia regionali che extra regionale. Per quanto riguarda gli studi sulle ricerche della malattia, dottore, ci sono novità? Allora, diciamo che l'oncologia in questi anni ha subito dei notevoli cambiamenti, quindi dei notevoli avanzamenti. Oggi non si parla solo di chemioterapia, si parlano anche di terapie mirate come le target therapy, si parla di immunoterapia e la nostra provincia, ringraziando anche con tutte le mille difficoltà, la nostra provincia riesce a garantire tutti i trattamenti, sia nel campo chemioterapico, sia nel campo immunoterapico, sia nel campo della target therapy. Abbiamo anche un buon rapporto di collaborazione con il nostro territorio, dove è presente lo specialista ambulatoriale con cui noi integriamo e cerchiamo di alleviare quanto più possibile le sofferenze. Speriamo anche possano essere attivati presso la nostra struttura gli ambulatori anche all'interno del nostro ospedale, l'hospice e anche un ambulatorio di cure palliative, che attualmente ci appoggiamo all'esterno con i servizi territoriali, oltre che all'hospice di Agrigento. Sono qua dal 1° dicembre del 2021, dopo aver finito la specializzazione a Palermo, e mi trovo davvero bene. Si è creato un clima di collaborazione tra di noi medici e con gli infermieri e tutto lo staff davvero che ci porta una serenità e una facilità nel lavoro che per noi è fondamentale, soprattutto considerando le patologie che trattiamo. Sono davvero contento e spero di rimanere qua quanto più tempo possibile. Cosa possiamo consigliare al paziente che si rivolge a voi? Ecco, nel trattamento della prima visita, ad esempio, come lo seguite? Ovviamente tutto dipende dalla patologia che il paziente ha, perché noi trattiamo un po' tutto il campo delle patologie oncologiche e ovviamente in prima visita l'approccio dipende soprattutto dalle condizioni generali del paziente. Noi comunque qua abbiamo la possibilità sia di effettuare esami diagnostici in regime di day hospital in breve tempo, sia ci appoggiamo anche a strutture esterne che ci consentono appunto di avere un quadro chiaro della situazione in tempi molto brevi per poter iniziare subito i trattamenti e le cure del caso. Naturalmente il medico deve portare un sorriso anche al paziente. Assolutamente sì, questo è sempre fondamentale, la parte empatica. Io lavoro qua dal 1° di aprile e la mia è stata una scelta assolutamente consapevole, quella di rimanere in Sicilia, perché oggi ovviamente è sempre più facile magari cercare di lavorare al nord dove le possibilità lavorative sono maggiori, però è importante un supporto per il nostro popolo, per il nostro territorio, quindi la mia scelta è stata quella consapevole di rimanere qua. Come diceva il mio collega, l'attività lavorativa nostra è molto intensa, però c'è anche un'ottima collaborazione tra di noi, quindi si lavora bene.
È chiaro che, per ritornare alla sua domanda, la parte anche dell'approccio nei confronti del paziente è un punto fondamentale, perché il paziente viene qua chiaramente con delle paure, lui e la sua famiglia, e quindi noi dobbiamo essere sempre pronti anche per un supporto psicologico che al giorno d'oggi è fondamentale, soprattutto nel nostro ambito.